Noi vogliamo parlare di beni confiscati alle mafie, che potrebbero essere una grande risorsa per il nostro paese, soprattutto per il sud, ma che rischiano di diventare un aggravio e un problema. E allora buongiorno a Ignazio Messina dell'IDV, che sta studiando e presentando una serie di proposte importanti su questo, ma io direi, onorevole Messina, di vedere prima il servizio di Micaela Palmieri e poi torniamo in studio. Molto volentieri, grazie. Solo nella città di Roma sono 225 gli immobili sequestrati alla mafia e quasi un terzo resta inutilizzato. Una scritta su questa saracinesca chiusa recitava: locale sequestrato alla mafia, prossima apertura. Qualcuno, forse anche per buon cuore, ha deciso di cancellare questa scritta, perché questo locale è stato sequestrato nel 2005 ai danni di Aldo De Benedettis, il capo di un'associazione a delinquere finalizzata allo gioco d'azzardo legata alla banda della Magliana. Il Comune di Roma ha parlato prima di darlo alla Casa dei Teatri, poi di farci una biblioteca comunale. Dopo tante dispute con l'amministrazione centrale, questo spazio è rimasto inutilizzato, malgrado ci siano stati dei passaggi interni importanti. Siamo disponibili a prendere in carico questo spazio, comunque sia ridotto, perché non avendolo mai visto non lo sappiamo, di capire che funzioni ci si possano allocare. La biblioteca sarebbe una nostra priorità, e fare un bando pubblico e trasparente per l'assegnazione a realtà che lo possano far vivere come spazio sociale e culturale. Questo è solo un esempio dell'enorme patrimonio di circa 80 miliardi di euro. Tanto valgono i beni confiscati alla mafia nel nostro paese, che però spesso restano sospesi in un limbo di burocrazia e confusione tutta italiana. Non si sa nemmeno con precisione quanti siano i beni confiscati, perché manca un albo. Il prefetto Giuseppe Caruso, direttore dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dei Patrimoni delle Mafie, non si nasconde: la legge in vigore non mi consente di vendere nemmeno quei beni che per qualsiasi motivo non sono assegnabili, spiega. Così, mentre lo Stato, e cioè il contribuente, alla fine paga le spese, i locali vuoti perdono i pezzi. Allora, onorevole Messina, è quasi una manovra economica questo? È più di una manovra economica. Se poi pensate che tra l'altro 2 miliardi e 300 milioni di euro sono in contanti, perché sono contanti e titoli di Stato depositati nel Fondo Unico Giustizia, non si capisce per quale motivo non vengano utilizzati. C'è uno Stato, un governo che cerca soldi da tutte le parti, tira fuori dalle tasche degli italiani gli ultimi spiccioli e poi tiene conservati questi fondi. 2 miliardi. 2 miliardi e 300 milioni, titoli e contanti depositati, io sto dicendo, nel Fondo Unico Giustizia, per cui a disposizione basta vendere i titoli di Stato. Non mi si venga a dire che è difficile vendere i titoli di Stato, capisco che è difficile o è più complesso vendere un bene immobile, un'azienda, ma un titolo di Stato francamente è molto semplice. E allora perché raschiare il barile o le tasche degli italiani quando si poteva impedire anche aumento di tasse? Quale può essere la spiegazione? Perché non lo so, credo che ci sia probabilmente una volontà di non toccarli, il che è molto più grave. Il senso è, noi dell'Italia dei Valori inizieremo la raccolta di firme, abbiamo depositato in Cassazione un disegno di legge di iniziativa popolare e lanceremo la raccolta il 28 di febbraio per dire che questi beni devono essere destinati a finalità sociale. Sono 80 miliardi di patrimonio confiscato, bene dicevate voi. Allora, una quota certamente deve essere finalizzata a fini sociali, perché se ti chiedono i comuni, le regioni o le associazioni, questi beni vanno assegnati e vanno assegnati con speditezza, perché è giusto che sia così. Però ci deve essere anche un nesso tra chi chiede, tra l'attività che svolge chi chiede e il bene. Faccio un esempio concreto. Se viene confiscata una scuola, è ovvio che se il comune, è capitato a Palermo, se il comune lo richiede, va assegnata immediatamente, perché il comune risparmia anche i soldi dell'affitto che pagava il mafioso. Ma se viene confiscata una collezione di Ferrari, che facciamo? A chi la diamo? Facciamo girare qualche sindaco italiano in Ferrari o la diamo all'associazione di volontariato? Aggiungo, ci sono confiscate. Sarebbe meglio venderle quelle Ferrari. Sarebbe meglio venderle. Stesso discorso vale per cliniche di eccellenza, vale per alberghi di lusso, che ovviamente non ha senso assegnare a qualcuno, ma venderli, chiaramente con tutte le cautele. Ma c'è un'agenzia dei beni confiscati affidata a un prefetto che però lamentava giustamente di non poter operare. Questo è il dramma. Nel nostro disegno di legge è anche prevista una cosa che paradossalmente normale, che è rivoluzionaria: istituire un albo dei beni confiscati. Il colmo è che noi abbiamo 80 miliardi di patrimonio, ma non sappiamo dov'è, qual è, o comunque non c'è un albo che li comprenda tutti. La seconda cosa, e anche questa
talmente semplice che è rivoluzionaria, diciamo diamo un termine, 90 giorni di tempo dalla pubblicazione nell'albo per chiedere l'assegnazione dei beni. Se regioni, comuni o associazioni non ne faranno richiesta, a questo punto vendiamoli, mettiamoli sul mercato, perché è fondamentale, recupereremmo tanto denaro e soprattutto eviteremmo quello che è un dramma culturale. Mi è capitato anche di andare a verificare sul territorio come componente nella precedente legislatura della Commissione antimafia, e cioè che quando c'è la mafia si lavora, quando non c'è la mafia chiudono le aziende. Mi faceva l'esempio di un terreno di ulivi? Sì, di un oliveto di 70 ettari in provincia di Castelvetrano, nella zona di Castelvetrano, in provincia di Trapani, confiscato a boss Sansone, che è stato incendiato totalmente nell'attesa che venisse assegnato. Io lì non ci ho trovato chi chiedeva l'assegnazione, ma ci ho trovato le famiglie e gli agricoltori che prima lavoravano e a questo punto no. Quindi passa un messaggio drammatico nell'inefficienza dello Stato, e cioè che quando c'è la mafia si lavora, quando non c'è la mafia si chiudono le aziende. E di questo patrimonio 1700 aziende fanno parte, che chiudono, falliscono, sono i dati della CGIL, tra l'altro nemmeno nostri, che tra il periodo del sequestro e il periodo della confisca, normalmente 5-6 anni al minimo, chiudono il 95% delle aziende. Ecco il tema. Io la ringrazio, è stato chiarissimo. Ecco, questo è un settore dove si può agire presto e bene, e oltretutto non solo dal punto di vista economico, ma anche per dare un segnale alla legalità che serve e soprattutto al Meridione. Grazie, Certamente sì. Onorevole Messina, per essere stato con noi.